L'imprenditore indiano Mahesh Panchavatra oggi in visita ad Agrigento per un tour nella Valle dei Templi e nell'area industriale. Ad accoglierlo stamani il commissario straordinario dell'IRSAP, onorevole Maria Grazia Brandara, il vicepresidente della regione siciliana, Mariella Lobello, che hanno guidato la visita nell'Agrigentino dell'imprenditore indiano interessato a fare business anche con aziende locali. La visita ha avuto inizio alle ore 11 alla Valle dei Templi di Agrigento, ad accoglierlo anche il commissario il dottore Parello, per un giro turistico al parco archeologico, quindi a seguire un passaggio alla sede della Camera di Commercio di Agrigento in via Atenea, presente ad accoglierlo il dottore Virgilio, e alla sede dell'ex provincia regionale di Agrigento, ora libero consorzio comunale, ad accoglierlo in rappresentanza la dottoressa Anna Maria Testone. In chiusura la delegazione visiterà l'agglomerato industriale agrigentino nella sede degli uffici IRSAP della città. Oggi è un passo in più rispetto al lavoro che abbiamo fatto in quest'ultima settimana. L'incontro col gruppo Panchavatra, oggi è proprio qui, il rappresentante legale non è che il titolare di questo gruppo, di questa multinazionale, una multinazionale dal 2010 che investe in vari settori come quello delle energie rinnovabili, in tantissimi settori, soprattutto quelle delle infrastrutture e dell'edilizia. Nel suo paese e non solo, è presente in tutti e 5 i continenti e da diverso tempo, oramai ci lavoriamo da circa 3 anni, vogliono realizzare un hub in Sicilia e per questo hanno scelto il luogo della Valle del Mela e l'hanno scelta per 3 ragioni. La quarta è intestata a loro. Le 3 ragioni sono quelle della necessità di avere vicino all'aeroporto intanto un porto, l'autostrada e la ferrovia. Quindi questa è la ragione per cui la zona scelta da loro è stata questa. Vogliono fare investimenti per un aeroporto cargo e passeggeri. Vogliono realizzare soprattutto da lì quell'hub intermodale, così come dicevo, quasi con l'interconnessione dei 4 mezzi di comunicazione. Noi lo stiamo portando qui, abbiamo chiesto e abbiamo raccontato di questa Agrigento, di questo splendido posto, ma anche di questa splendida valle. L'invito che gli abbiamo rivolto di fare un giro per le aree industriali della Sicilia è stato accolto, ma ovviamente non potevamo che iniziare, diciamo, in ordine alfabetico, quindi iniziando proprio da Agrigento. Agrigento è la mia provincia e me l'ha promesso l'ingegnere Panchavatra e oggi ha addirittura spostato la data di ritorno nella sua India per poter fare questa visita in questa nostra valle meravigliosa, ma al contempo per poter visitare anche l'area industriale e poter avere qualche contatto anche con qualche imprenditore se possibile. Io sono certa che si innamorerà di questa provincia e chissà, noi seminiamo, da cosa nasce cosa. As we know, and I couple of È il crocevia che si trova in mezzo, non solo il Mediterraneo, ma la croce è il crocevia del mondo, perché siamo, da una parte ci sono gli Stati Uniti d'America, dall'altra parte c'è il Nord Africa e tutta l'Africa, il nord dell'Europa, tramite il canale di Suez si va nel Middle East e nell'Asia Pacifica. Agrigento per lui è la città dell'agricoltura e sa che ci sono le arance qui, le arance buonissime. E l'uva e tutti i prodotti, perché essendo lui una persona vegan anche ama il biologico e le cose naturali.